Buongiorno a tutti e ben ritrovati con le notizie del telegiornale del Veneto. E così il G8 agricolo si è aperto questa mattina a Cison di Valmarino nel Trevigiano. 3 giorni di confronti a livello internazionale sui temi dell'agricoltura globale, della sicurezza alimentare ma anche della fame nel mondo, e sono anche 3 giorni di contromanifestazioni. Allora diamo subito la parola a chi è per noi in diretta a Cison di Valmarino, a Curzio Pettenò. Buongiorno. Buongiorno, appunto siamo sotto il tendone dove c'è il centro stampa di questo G8 agricolo, primo G8 agricolo, e per fortuna che c'è, visto che fuori sta piovendo a dirotto. Stamane il via a questo vertice mondiale. A mezzogiorno c'è stata la prima riunione dei ministri dell'agricoltura di Canada, Russia, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America con le loro delegazioni. Il G8 appunto. Nel pomeriggio vi sarà l'incontro plenario con quelli del G5, Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica e Argentina, e vi sono poi gli esponenti degli organismi internazionali mondiali come la FAO. Fa da padrone di casa ovviamente a Cison di Valmarino Luca Zaia, vi sono il ministro delle politiche agricole, dovevamo vedere anche immagini della conferenza stampa di Luca Zaia, che ha voluto questo vertice proprio qui a Cison nella sua marca trevigiana. Sentiamo il ministro. Oggi si lavora duro per tutta la giornata e discuteremo dei temi che ci stanno a cuore. Inizieremo con il discutere di origine obbligatoria in etichetta, di questo Made in Italy che nel mondo viene molto imitato, visto e considerato che su 10 prodotti 9 non sono italiani ma vengono venduti come italiani. Lei è il protagonista, che preoccupazione ha nel rapporto con gli altri ministri agricoli del G8 e di altri esponenti che sono qui? La preoccupazione dell'ospite è comunque che non abbiano alcun problema, che quando ci saranno delle smussature da fare, delle limature da fare, sarà mio ruolo, sperando di arrivare a una dichiarazione finale che sia una dichiarazione dignitosa e rispettosa del mandato che ci è stato dato. Anche lei è contro l'OGM però? La mia posizione sugli OGM è chiara, è una posizione nella quale c'è estrema prudenza, visto e considerato che il mondo scientifico è esattamente diviso a metà tra i pro e i contro, che dove si coltivano OGM i contadini non guadagnano di più, che spesso abbiamo i punti vendita dedicati ai più abbienti che possono comprarsi i prodotti biologici senza alcun problema, e magari le classi meno abbienti si devono accontentare degli OGM. Chi fa le proteste dure? E chi fa le proteste dure ha ragione di farlo finché resta nell'alveo della legalità e della civile convivenza. Era una risposta del ministro in diretta al blitz di ieri dell'Innoglobal a Roncade, nella tenuta agricola di Catron, nel Trevigiano, dove vengono studiati gli OGM. Un gruppetto è entrato, imbrattati i muri, danneggiate alcune apparecchiature e anche le telecamere, poi sono scappati per i campi. In 10, è notizia di oggi, sono stati denunciati e accusati di danneggiamento aggravato in concorso, sono tutti militanti dell'ultrasinistra, di centri sociali ex disobbedienti. Proteste contro gli OGM anche delle forze di estrema destra, di Forza Nuova, stamane a Treviso. Nel pomeriggio sono previste varie contromanifestazioni a Treviso, a Montebelluna e poi a Vittorio Veneto, è quella che è più temuta, dove sono annunciati i gruppi più duri, almeno così viene detto, tant'è vero che c'è un po' di tensione a Vittorio Veneto. Vediamo il servizio di Stefania Bolzan. Avete paura? No, io no. Abbiamo proprio paura, non sappiamo cosa fare, se chiudere il negozio, per le macchine, per tutto il resto. Lei chiuderà il suo negozio? Penso di no, perché ho fiducia. Se dovessero succedere agitazioni o che ne so, allora si prenderà dei provvedimenti, ma come principio non tenderemo a non chiudere. La città si dovrà muoversi come sempre in tranquillità, senza creare nessuna situazione che potrebbe provocare qualche bega, ecco. Tra i commercianti qualcuno ha qualche perplessità, teme per le vetrine dei negozi? Ma io penso che se c'è una manifestazione corretta dove si può chiaramente contestare perché gli è stata concessa, se si limitano a questo bene, dopo il resto chi è che lo sa? Forze dell'ordine mobilitate anche giù a Cison di Valmarino, tanto allarmismo, ma poi in sostanza niente di preoccupante, così dice la gente. Sentiamo sempre il servizio della Bolzan.
Questa mattina c'è una pace, una tranquillità, bambini che girano in bicicletta, una sicurezza splendida, si può lasciare tutto aperto, che siamo super protetti. Ci si aspettava una Cison di Valmarino blindatissima e invece la macchina della sicurezza è partita senza creare disagi alla popolazione. Vedremo nelle prossime ore come si svolgerà il tutto, però per il momento è ancora abbastanza tranquillo. Non è la normalità, insomma, si sa che c'è un avvenimento un po' particolare per cui ci si adegua di conseguenza. La forestale si occupa di pattugliare i boschi attorno a Castelbrando, la polizia presidia il centro del paese, mentre i carabinieri fanno da filtro e controllano le auto in ingresso. Sono arrivate le delegazioni dei ministri, super scortate, ma in zona la situazione è molto più tranquilla di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia del G8. L'allarme creato ha portato disagi solo a qualche ristorante della zona, che si è visto annullare le prenotazioni per pranzi e cene del fine settimana. Nonostante l'evento mondiale, Cison si gode il suo tranquillo sabato di primavera. Intanto qui sul castello le prime riunioni, dicevamo, dei ministri dell'agricoltura, è tutto dalla G8.